Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Profumo di Serie A per il posticipo della 23esima giornata della Serie B-Win. Al Granillo la Regina in cerca di un piazzamento playoff ospita il Padova che ha 6 lunghezze di vantaggio sui calabresi. Per il suo esordio casalingo Gregucci sceglie il modulo 3-5-2 con Campagnacci e Ceravolo di punta. Veneti in piena emergenza, sono rimaste a casa Caccia, Bovo e Italiano e Milanetto. In campo Dramea a fianco di Ruopolo e Allenius. Il clima a Reggio è di contestazione, dirige l'incontro Candussio della sezione di Cervignano. Al 6° minuto il primo affondo della Regina, il tiro cross di Rizzato dalla sinistra non trova alcun compagno. Replica del Padova, minuto 17, il cross dalla destra a cercare Capitan Cuffa, il suo tiro è quasi un passaggio per il portiere Marino. Ancora Regina, 25esimo, viola per Campagnacci, la sua conclusione finisce fuori. Al 27esimo manovra il Padova, il cross dalla sinistra per Ruopolo che beffa tutta la difesa della Regina e in particolare il portiere dei padroni di casa Marino che valuta probabilmente fuori il pallone. Viene beffato così dall'attaccante del Padova. Scoppia la contestazione intanto al Granillo per qualche secondo. L'arbitro è costretto ad interrompere la gara. Si riprende con ancora il Padova in avanti. Dramé, il tiro viene deviato in corner da Marino. Il Padova ad un passo dal raddoppio. Attenzione, finale di primo tempo. Il corner, il colpo di testa di Legati. La tocca Cuffa, il capitano del Padova fa 2-0. Il raddoppio dei Veneti che mettono una seria ipoteca sulla partita. Regina completamente in bambola. Siamo nel recupero del primo tempo, il calcio piazzato di Nicolas Viola che riapre la partita. Non esulta nemmeno il centrocampista di casa. Qui sembra impreparato il portiere degli ospiti Pelizzoli che parte leggermente in ritardo. Si va nella ripresa con un'altra Regina all'inizio. Campagnacci in area di rigore, il suo destro. La deviazione in corner da parte di Pelizzoli. Poi il Padova che costruisce Marcolini, la conclusione dalla distanza, pallone fuori, ha qualcosa da ridire ai suoi, mister Dal Canto. Attenzione, Allenius penetra in area di rigore lo svedese, la sua conclusione, pallone alto. Padova ad un passo dal tris. Poi la Regina sulla destra, il tiro cross di Campagnacci viene ipnotizzato da Pelizzolo. Attenzione, dall'altra parte Ruopolo, il 3-1 del Padova, incredibile gol di Ruopolo, bellissimo, il suo destro sotto l'incrocio. Marino stavolta non può nulla. Il Padova che vede i 3 punti. 81esimo minuto, c'è gloria anche per Allenius in area di rigore, il suo sinistro. Padova 4, Regina 1. La partita si chiude con il sinistro dello svedese. Il Padova che è ad un passo dai 3 punti. La Regina che nel finale cerca il gol dell'onore con Ceravolo. Pallone fuori e contestazione a fine partita per una Regina che non vince da 8 partite. E il Padova che invece va a 8 punti proprio sui calabresi in zona playoff.